Buongiorno da Leandro Maggi, Roviglia in diretta, siamo nella spiaggia delle Conchiglie in località Barricata, tra l'altro sarebbe la spiaggia del villaggio Barricata appunto che è qua vicino, una spiaggia privata per il villaggio ma con la possibilità anche per persone che vengono da fuori che non sono appunto alloggiate al villaggio di venire in questa spiaggia, una bellissima spiaggia e tra l'altro con tanti turisti stranieri che vengono qua. Abbiamo appena passato il periodo della Pentecoste dove c'erano tantissimi tedeschi ed olandesi, adesso siamo più o meno il 50% italiani e il 50% stranieri, però è bello vedere questa spiaggia, tra l'altro in una giornata abbastanza ventilata, così piena di gente e vedere il nostro delta così apprezzato sempre di più, non solo in Italia ma anche all'estero. Andiamo! Buongiorno, benvenuti, prima volta che venite qua in spiaggia Barricata, in spiaggia delle Conchiglie? No, è la seconda e la terza per loro. Domanda, come vi trovate? Benissimo. E cos'è il valore aggiunto di questa spiaggia secondo lei? Oddio, è tutti i servizi che offre sia la spiaggia che il villaggio qui a fianco. Noi ci siamo trovati bene l'anno scorso e siamo tornati qua. Buongiorno! Da dove venite? Perù. Perù? È lontano, eh? Sì, lontano. Ma abiti in Italia o sei qua proprio No, per... sono per ferie. Ah. 3 mesi. Vi divertite? Sì, bello mare. Prima volta che sei in Italia comunque? No, è la seconda. Ci ritorni? Prima volta che sono qua nel mare. Buon divertimento! Ciao! Ciao, grazie! Where do you come from? Slovakia. Slovakia. The first time in Italy? Yes, for me, first time, yes. And the first time also in Barricata? Yes, Good? it's perfect. It's perfect. Yes. With children? Yes, it's my kids. Yeah. All right. Da dove venite? Polesella. Ah, quindi siete Sì. polesani, da Polesella. Ma venite spesso qua? Abbastanza. Ma e perché? Visto che c'è... Il posto è tranquillo, si sta bene. Ma consiglieresti questa spiaggia? Sì, certo. Seriamente? Se ci vengo vuol dire che si sta bene. Angelica, una delle bagnine qua in spiaggia della Conchiglie. E com'è questa spiaggia? Tranquilla? Oggi tra l'altro c'è un mare abbastanza movimentato. Sì, un po' di mare mosso oggi, ma non c'è da cui preoccuparsi, dai. E questa spiaggia quanto è grande? Quanto misura? Lo stabilimento non so di preciso, però comunque noi abbiamo l'area dello stabilimento più la spiaggia libera che è alla destra. Abbiamo anche la sorveglianza, infatti abbiamo una torretta quest'anno. Però diciamo che C'è da lavorare. c'è da lavorare, sì. Ma situazioni critiche fino adesso in quest'anno? No, probabilmente ci sarà le domeniche e i sabati di luglio, un po' più e agosto, ma per il resto durante la settimana non c'è tanto movimento. Buon lavoro, grazie. Grazie, arrivederci. Allora, tu sei solitario oppure hai il passo più lungo di tua moglie? C'ho la gnocca là, guarda. Aspetta che guardiamo. Vado bella, che venere. Da dove sei tu? Pistoia. A Pistoia. Davvero? Sei qua in campeggio? Siamo, sì, qua all'area camper. Prima volta che vieni qua? Prima volta si è fatto Trentino, Valdobbiadene e poi siamo arrivati qui. E l'impressione così a caldo? Ottima per noi perché Sì. non si voleva caos, perfetto. Si è trovato il sacchettino di vongole al volo. Ah, che perfetto. bravo. Ti ringrazio. Io poi abito qua, quindi mi fa piacere quando parlano del nostro territorio così. Perfetto. E il Delta lo conoscevi? Ne avevi sentito solo parlare? L'avevo visto a... come si chiama? 4 ristoranti? Ah sì, bravo. E sicché interessato dall'anguilla fritta, un pochino la vongolina, ho detto andiamo. Ti ringrazio, ciao. Prego. Buone vacanze. Grazie.